Ringrazio veramente tantissimo gli organizzatori e i relatori precedenti che continuano. Sì, si sente. Si sente. Okay. No, per questa idea di discutere su un tema che ha questa doppia soglia, come già è stato individuato. Da un lato sembra l'ovvio, la maternità eccetera, e dall'altro ha tutta una serie di pericoli anche nel linguaggio, sia nella beatificazione sia nell'esclusione, e quindi la tematica è veramente, oltre che interessantissima, è sempre stata nell'ambito della psicologia, però ha tantissimi risvolti, ecco, sui quali è importantissimo riflettere come persone e come operatori, dico io, la mia relazione infatti dopo si focalizzerà più su come sostenere la genitorialità una volta che c'è, nel senso che sull'idea di cosa è bene e cosa è male è un discorso molto molto ampio che coinvolge antropologi, filosofi, psicologi, e che non possiamo. Ha tante sfumature differenti, i figli dati alla patria li conosciamo, ci sono implicazioni storiche di vario tipo, quindi mettere tu corsi fan figli o non si fan figli, io appunto mi occupo del mio mestiere e penso come terapeuta della famiglia, appunto lavoro al Centro Padovano di Terapia della Famiglia da tantissimi anni col professor Mosconi eccetera, e ci occupiamo di famiglie nel senso più ampio del termine. Noi abbiamo visto tantissimi cambiamenti e anche in questi ultimi 5 anni una cosa enorme, i cambiamenti che ci sono stati. Alcuni filosofi parlano di rivoluzione copernicana, in qualche modo penso sì, cioè se da un lato quello che stiamo vedendo, quindi io parlo fortemente da clinica e prendendo ispirazione da tutte le teorie e moltissimo dall'antropologia, proprio perché come ci ha indicato la dottoressa di prima, cioè lo sguardo alto ci fa capire noi stessi e anche certe convinzioni che ci siamo messi in testa che forse sono discutibili. Vado nella clinica perché appunto io mi occupo di genitorialità e di sostegno in senso generale alla genitorialità, sia quando ci sono situazioni difficili di transizione, sia quando ci sono solo dei dubbi passeggeri piuttosto che, ma quello che si vede come osservatorio è la moltitudine delle varie configurazioni familiari che ad oggi ci sono e che meritano, a nostro avviso, parlo al plurale per l'equipe un po' anche del centro, un'attenzione specifica. Non si possono usare per tutti gli stessi strumenti, per dire, ho portato, e ci sono altre pubblicazioni, non è questo alla sede, però vi mostrerò un genogramma fatto così, dei cambiamenti anche alla struttura del genogramma classico, insistendo sul fatto di usare la linea della coniugalità, ma anche quella della genitorialità, in modo che non sia separata la genitorialità ogni volta che c'è una separazione. I colleghi che si sono formati al centro conoscono bene questo discorso e mi aiutano a portarlo avanti e aiutano loro stessi in questo senso, perché bisogna accogliere le famiglie nella loro diversità. Non possiamo dire questo a voce e poi usare degli strumenti che continuano a differenziare le famiglie rispetto a un modello su cui non sto a contestare l'utilità o meno, ma sempre meno comune peraltro, quindi non è neanche, se già prima era un riferimento discutibile, adesso è quasi imbarazzante. Tra l'altro voi sapete che anche con la tecnologia le cose sono andate, i ragazzini si sentono, si scrivono eccetera eccetera, il fatto anche le disforie di genere piuttosto che sono tutte tematiche che si hanno preso una gran voce, anche là sono state proposte da me e dal collega Sandri delle trasformazioni anche per non obbligare le persone a stare in cerchietti o in quadretti, ecco, oggi utilizzerò questi perché sennò la tematica diventava grande, ma le genitorialità sono tante, sono genitorialità sociali, biologiche, donatrici, di vario tipo, ok? E
No, io parto dal fatto che le famiglie con cui ci troviamo ad avere a che fare, sia che siamo clinici, operatori, accoglienti nei servizi, eccetera, dobbiamo avere veramente in mente che sono variegate, non sta a noi giudicarle, ma accoglierle e, come si diceva nelle relazioni precedenti, no, anche di capirle, no, e vederle nelle loro specificità e trovare delle soluzioni coerenti per i bisogni che hanno, non per quelli idealizzati dal personale o dal sociale. Per iniziare, anche perché si stava talmente bene fuori che ci vuole un po' un richiamo per tornare qua con la testa, ho portato 2 micro pezzettini di film. Io faccio queste cose non sono film d'essè, ma sono appositamente scelti anche un po', se vogliamo, uno è molto interessante per vari aspetti, un altro è un po' un'americanata, ma cosa ci servono? Sono 2 stimoli che ci fanno pensare, perché questo titolo con dentro il desiderio, il bisogno, la maternità, no? Come diceva l'antropologa, è una contraddizione, un desiderio e un bisogno. E invece no, esistono anche le vie di mezzo, il bisogno che diventa desiderio e viceversa, oppure un desiderio che dopo si trasforma in un obbligo che non avevamo capito di doverci prendere. Le sfumature sono tantissime e le idee si trasformano. E questi 2 spezzoni, che ripeto sono provocazioni, idee, non so, no? Mi rappresentano in qualche modo, in una maniera peraltro anche abbastanza che ritrovo nella clinica, quella che può essere una super famiglia plurinucleare, dico io perché a me piace di più questo termine che viene da Fruggeri eccetera, piuttosto che ricostituita, perché ricostituite sarebbero famiglie ricomposte e ti richiamano di nuovo che devi comporre qualcosa che hai rotto, insomma tutta una serie di storie su cui non vi annoio. Plurinucleari è perché hanno più nuclei di riferimento, e là proviamo a fare una riflessione su delle idee che ci sono venute al centro di come cercare di accoglierle, che non è detto che siano le migliori, ma aprono solo una discussione. Tutto quello che dico sono ipotesi utili, non vere. E poi uno spunto su proprio il figlio desiderato della nostra società, con tutta proprio una metafora il desiderio del figlio è ritrovarsi ad avere il figlio a prescindere da altre cose, e però che vanno cercate dopo. Quindi intanto ve li lascio come stimoli, sono fatti in sequenza perché per esperienza, se cominciamo a vedere il filmato, poi di nuovo slide, poi di nuovo il filmato, ci mettiamo un quarto d'ora tecnico ogni passaggio, quindi sono 2 stimoli differenti che hanno queste argomentazioni e poi cominciamo con la relazione. Grazie. Mamma, c'è Pier con Gaspare e Silvano. Buongiorno. 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 Come mai qui? Ti ho portato i ragazzi. Dovevamo vederci alla stazione. Ma no, Bernard mi ha fatto dire dai ragazzi di venire qui. Ma va? Buongiorno Pier. Buongiorno. Ti presento Victor, un amico di Paul. Sì, buongiorno. Tu prestagli il gioco, d'accordo? D'accordo. Devo scappare, ci sentiamo. Sì, è più tardi, mi sbrigo. Ciao papà. Mi raccomando, prestagli il gioco. Va bene. È l'ex marito di Sophie e Gaspare è il figlio che lui ha avuto con Sylvie, la seconda moglie. E Sophie ha avuto Hélène e Nico con Bernard, il secondo marito. Capito. Mamma, ho perso il libro di matematica. E Sylvain è figlio loro. Di chi? Il figlio di Pierre, il primo marito di Sophie e di Sophie. Ah, sì. Non ci penso Dai, neanche. dai, Elena, apri tu! Mamma, c'è lei con Marie. Ciao Marie. Ciao. Buongiorno Alain. Ti presento Victor, un amico di Paul. Buongiorno. Ciao Alain, scusa, ma Claudine e Richard non li hai portati? Ah, no, li doveva portare Maria. Dove? Qui? Ma va? Non dovevamo vederci alla stazione? Oh, no. Oddio, non ci capisco più niente. Tagli i capelli. Devi sapere che Alain è l'attuale marito di Marianne, la prima moglie di Bernard, il marito di Sophie, e Marie è figlia loro. E quindi è la sorellastra dei figli di Marianne e Bernard. Capito? Sì, come no. Beh, insomma, ci sono un sacco di fratellastri e sorellastri e partono sempre insieme per le vacanze. Simpatico, no? Certo. Suona il campanello perché entrano altre 2 o 3 coppie di questo tipo, perché ha visto il film. Ve l'ho messo qua. No, è stupendo. La crisi, guardate, è un film francese di quasi una quindicina ormai di anni fa, mi dico perché l'ho utilizzato più volte in vari spezzoni e ha anticipato le cose, perché
più che altro per i francesi il divorzio esiste da Napoleone, teniamo conto di questo perché poi l'Italia ha una storia a sé come mediatore familiare, potrei appunto fare un altro convegno ma lascio stare. In Italia è comunque, no, quindi quello che per i francesi è antichità, noi ce la vediamo adesso, ecco, per cui per i francesi la crisi molto bello che tocca molte cose sociali e è anche fatto bene, soprattutto rispetto a quest'altro che vi mostro adesso, prego. Chi sarebbe l'omino del seme? Fa parte della storia di come è nato. Sembra interessante. È la L'omino storia del che gli ho seme. raccontato su come è venuto al mondo. Gli ho detto che la mamma non aveva un marito, ma che desiderava avere lui così tanto da non poter più aspettare. E allora è andata dal dottore e il dottore le ha detto che se fosse andata in giro a cercare con moltissima pazienza avrebbe trovato una persona speciale che, dopo averglielo chiesto gentilmente, le avrebbe dato dei semi, così che lei potesse piantarli nel pancino. Capito? Ok, e questo no, è la mamma che cerca, no, il figlio, che è il figlio del desiderio in assoluto, no? Almeno quello che tecnologicamente ci troviamo adesso. Avevo molti altri spezzoni sui figli dei donatori, no? In America ormai hanno più di 40 anni e ci sono associazioni per la ricerca dei padri donatori, piuttosto che, insomma, il discorso è veramente complesso e ci dobbiamo, a mio avviso, preparare, fra virgolette, come terapeuti a fare dei ragionamenti, no, su delle realtà che saranno sempre più in divenire e appunto anche di queste, anche se ovviamente non sono, è vero quello che dico ai colleghi anche prima, non sono la maggioranza, però almeno al centro di terapia di famiglia si lavora su tantissimi aspetti e sempre di più, e darò qualche breve accenno, poi se c'è qualche domanda più specifica vediamo. E sempre rientra in questo, no, idea di maternità super idolatrata, non lo so, per cui uno deve avere il figlio a tutti i costi e tutte le cose possibili. Nello stesso tempo abbiamo ancora famiglie dove il figlio è arrivato e pare che non lo volesse nessuno e a chi lo diamo, così come adozioni di vario tipo, internazionali, nazionali, eccetera eccetera, la tematica della somiglianza fra i figli adottivi, le inseminazioni eterologhe che poi prendono per esempio delle similitudini con dei processi adottivi, nel senso che il bambino non assomiglia abbastanza a nessuno e se per esempio almeno un genitore era quello biologico, si domandano se ci sono stati errori, cioè è veramente un mondo, e stiamo parlando di un centro che comunque lavora anche, no, un po' con della clientela forse anche selezionata, non lo so, perché ci sta arrivando sempre più di tutto, anche dei servizi, anche come richieste di supervisione. Quindi io vi racconto una casistica che sicuramente non è un campionamento, non vuole esserlo, però sono più di 20 anni che lavoro come clinica al centro di terapia della famiglia e lavorano molti altri colleghi con me, per cui quando facciamo anche gli incontri noi le vediamo dei passaggi proprio temporali anche importanti. Quindi volevo fare il punto su questo, no? Che le trasformazioni di quel che chiamo sistemi di appartenenza, anche perché anche il termine famiglia, se lo intendiamo solo nel senso più tradizionale del termine, ormai sta stretto a tutti, peraltro gli studi antropologici ce l'hanno sempre cercato di spiegare in tutti i modi, le famiglie sono un costrutto culturale per cui è difficilissimo, no? E per fortuna ancora nell'Ottocento, andando a invadere territori, si sono accorti che le idee di famiglia erano differenti, no? E che tanti non sapevano neanche che fosse collegato alla biologia, per cui veramente il discorso sarebbe complessissimo e poi ci sono persone molto più autorevoli di me per affrontarlo. Fatto sta che stando nell'Occidente anche qua i continui cambiamenti sociali, culturali, giuridici e tecnologici, perché la tecnologia sta influenzando in maniera radicale di mese in mese le situazioni, proprio perché anche i ragazzi, c'era un filmato bellissimo dove i ragazzi dicevano proprio: i fratelli mi sono caduti nel computer.
dice questa da un documentario, perché in America si è messa alla ricerca dei fratelli e del padre donatore e hanno cominciato a ritrovarsi fino a essere 50-60 ragazzi, figli di uno stesso donatore, eccetera, eccetera. Quindi le storie veramente sono mediate dalla tecnologia e creano, no, altre storie impreviste, no? Perché poi questa altra tematica fra desiderio e bisogno è quella tra previsto e imprevisto, cioè più si crede di governare la situazione più diventa imprevedibile. Questo è quello che noi tendiamo a vedere. Quindi ho messo dentro un po' tutto, ma non è abbastanza, le separazioni, appunto le ricomposizioni, che mi sono piegata a dir così perché la frase è anche presa, ma ripeto, ricomposto è da vedere, ma ci siamo capiti, sono le famiglie formate da più nuclei familiari in seguito a separazioni, e sia per separazioni e divorzio sia di altro tipo, le tecniche di riproduzione assistita, l'adozione che c'è sempre stata e sempre le persone prendevano in casa altri, che non si chiamava, no, magari erano mischiati. Io mi ricordo nel Veneto, senza andare appunto in paesi lontani, no, queste zie che non erano zie di niente, ma nel senso biologico del termine, ma erano state accolte. Una volta normalmente i bambini venivano dati di qua e di là per aiutare, per fare, perché erano in troppe. Le famiglie venete sono piene di situazioni in cui una sorella aveva 5 figli, l'altra nessuna, gliene regalava 2 e dopo si ritrovavano. Cioè non è una cosa, no, sono le parole che tante volte sono mancate. Lo scriverò con una frase di Meneghello, le parole che descrivono, e noi dobbiamo, dal nostro punto di vista, anche perché noi siamo legati alla teoria costruttivista, che non sto qua a parlarne troppo, ma insomma tutto il linguaggio non è che ti dice una cosa, la costruisce nel dirtela, no? Quindi le parole che usiamo mentre facciamo i percorsi d'aiuto sono importantissime per farle sentire le persone capite o accolte, oppure giudicate e viste per differenza di qualche altro modello, no? Quindi l'adozione, la maternità surrogata, e quindi anche queste madri portatrici, possiamo dire, anche queste in qualche modo erano dentro a tante idee culturali, anche perché non sapendo perché il bambino era concepito, insomma ci sono vari passaggi interessanti. In molti studi di altri paesi, ovviamente, che sono più avanzati con queste tecniche, mostrano per esempio che se i bambini nati da inseminazioni eterologhe conoscono, o con madri surrogate eccetera, conoscono anche le altre persone che hanno partecipato alla storia della loro nascita, che non sono le classiche storie trigenerazionali, ma sono storie ad espansione orizzontale, sembra che siano molto più sereni del loro vissuto, perché quello che fa la differenza è il costrutto culturale di nuovo che ci va intorno, no? Quindi l'accoglienza della famiglia, che si costituisce, a differenza di quella trigenerazionale classica, dal bambino si creano i nonni, no? Anche queste famose teorie che le troviamo messe in varie versioni attualmente, no? Se lo devo calare adesso, più volte noi ci siamo trovati di fronte a famiglie costituite intorno al bambino, nonni che non si erano mai visti in vita e che si conoscono perché vanno, no, a trovare quella che è diventata la compagna del figlio e della figlia mai vista prima, no? Magari sono anche le 2 mamme e i 2 papà che hanno deciso di avere un bambino, ma non è una conseguenza delle familiarità verticali, è sicuramente un qualcosa legato al sociale, al culturale, al macro, alle comunità a cui si appartiene, quindi le famiglie arcobaleno piuttosto che, però, quindi le famiglie, anche là, i luoghi, come dire, i sistemi di appartenenza sono variegati e con confini sfumati, con i quali secondo me è utile che facciamo i conti e ci pensiamo. E poi un argomento importantissimo che penso verrà trattato anche dopo, appunto la disgiunzione tra sessualità e procreazione. Cioè, mai come adesso, no, esiste questa cosa che c'è in quel filmato, cioè ho chiesto gentilmente, no, che venisse impiantato un semino perché volevo assolutamente un bambino. Allora, da un lato abbiamo una mamma che gestisce una maternità sociale, per cui si prende i suoi figli, quello dell'altro, del primo marito, del secondo marito, gli amici, che sono correlati tra loro, e daremo uno sguardo come.
e si trova a gestire, no, questi genitori in maniera molto simpatica, e l'è andata bene. Quelli che vediamo al centro ovviamente va meno bene, se no non vengono a parlarci dei loro conflitti, ma insomma, no, ci sono vari figli che devono barcamenarsi tra genitori che hanno più o meno cambiato idea un bel po' di volte anche sulla loro posizione e idea genitoriale, che anche là non c'è niente di male, però bisogna organizzarsi, ecco, diciamo così. E quindi tutto questo, e qua ci sono anche i filosofi che stanno lavorando, alcuni molto su questo, ma non mi dilungo, no? Quindi non si è solo ampliato e modificato il concetto di genitorialità, ma anche quello di essere figli e quello di essere persone a questo punto. Quindi alcuni filosofi dicono devi partire dal fatto che il bambino anche è diverso, no? E è messo in una posizione che da bambino che arriva, no? Dovuto anche un po' al caos, alla naturalità delle cose, chiamiamola così, che poi naturalità sta per caos, nel senso che quella è la cosa più naturale, che succedono delle cose, a quello che vuole essere il più guidato possibile, no? Ma questo dice, questo oggetto del desiderio si trova anche in una posizione particolarmente difficile, e soprattutto io dico, noi ci troviamo come terapeuti a gestire quello che tutta una serie di composizioni familiari che va dal bambino arrivato per caso al bambino super pensato e super esteriorizzato, non so come dire, esternalizzato, per cui tutti i medici che guardano in vitro, la misura dei follicoli, di questo, di quella, è fuori dal corpo della donna, no? Quindi abbiamo delle dimensioni, e dentro fra questi due confini c'è tantissime cose che sono quelle che noi gestiamo, che proviamo a essere d'aiuto a livello clinico, no? Qua ho messo un po' di idee di famiglia, quindi, no, si inizia a prescindere da quella che usate, no? Ci aiuta a avere in mente che è un gruppo custodia, una rete di interazioni, un sistema emozionale plurigenerazionale ma anche sociale. Mi piace molto una definizione che di Cahiers, che è costellazione affettiva, quindi le famiglie con cui ci troviamo a lavorare sono sistemi complessi di tantissimi tipi, quindi abbiamo nucleari, plurinucleari, ricomposte, adottive, e poi omosessuali, e poi le combinazioni tra queste, perché si separano. E si ricombinano, e poi succedono delle cose. Separarsi non intendo solo la separazione, divorzio, ma transizioni, movimenti, persone che si trasferiscono, insomma. Ci sono un sacco di motivi da sempre per cui le famiglie, no, creano composizioni e ricomposizioni costantemente durante il ciclo di vita. Ciclo di vita che anche su questo meriterebbe una sessione a sé, che si può essere appunto anche invertito in delle situazioni, cioè è il bambino che fa conoscere i genitori e non viceversa, insomma, con quella che io chiamo, no, una direzione di tipo ascendente, invece che dice io prendendo a prestito da un sacco di altra gente, no? Però non è detto che si vada in discendenza, ecco, tanto più adesso. Erano idee antiche ma che diventano ipermoderne, no? Come anche il fatto di questi concepimenti senza sessualità, se vogliamo stare anche nel sacro, messa così. Quindi saremmo da dire che siamo arrivati all'apoteosi della situazione, ma non lasciamo stare, se no si arrabbia un sacco di gente. Però allora, molteplici strutture familiari e cultura delle differenze. Soprattutto la Fruggeri e altri teorici dicono, una volta, se noi pensiamo di accogliere queste nuove costellazioni affettive, eccetera, bisogna sviluppare delle lenti, degli strumenti, delle parole capaci di accoglierle, no? Io mi ricordo i primi corsi di mediazione che abbiamo iniziato, noi abbiamo con Mosconi aperto la sezione di mediazione familiare nel 98 per le separazioni e i divorzi. Quando facevamo i corsi di formazione, facevamo inizialmente scrivere
e veramente poi siamo tutti un po' disordinati, ma sarebbe stato bello tenerle di anno in anno, no, cosa pensavano di una famiglia in cui c'era stata una separazione piuttosto che, e da toni veramente catastrofici di 20 anni fa, no, dolore, disastro, opportunità, scelta, idea, no, si entrati, che forse è troppo anche là, perché dopo tutte queste scelte, ripeto, pensatissime, si traducono al centro, ma so di essere viziata da una visione che prende a quelli che gli è riuscita peggio, forse, non so, o che ci vogliono riflettere, è difficile, no? Perché si parte da una scelta e poi si arriva a farne tante anche altre di scelte, no? Se io penso alla famiglia ricostituita, no, plurinucleare del filmatino, sono tutti bravissimi genitori, carini, che si sono scambiati di tutto, però appunto il punto è organizzarsi, no? E anche là, dopo non vi mostra la madre, viene praticamente una crisi isterica a un certo punto, poi entra l'altro cioè è difficile gestire questa quantità di scelte, perché scegli di essere madre, poi scegli di avere un altro compagno, poi scegli, e anche gli altri tutti scelgono, uno se ne va, uno resta, insomma è un dover mediare fra le scelte, che poi anche qua, no, sarebbe la libertà positiva e negativa, quando inizia la mia, quando finisce quella dell'altro, insomma è difficile, no? E poi c'è il discorso del figlio. La cosa importante appunto è dire, ok, allora al di là che ci sono anche le famiglie, chiamiamole, viste come più tradizionali e più classiche, anche appunto se l'idea di tradizione è discutibile, noi dobbiamo fare riferimento a tutte le famiglie per fare il lavoro che facciamo, per cui, no, dobbiamo farlo anche con degli strumenti più adeguati. Per cui un pensiero importante, tanto per cominciare, è avere idea, no, che i confini, è vero che sono più fluidi e più plastici, ma non è detto che questo sia un male. Per di più, ripeto, se andate a ritrovare un po' di letteratura, sono sempre stati più fluidi e più plastici. Era l'idea di potere che li guidava ad essere più determinati in una certa maniera, sul quale adesso, ripeto, non voglio approfondire, ma anche il discorso iniziale, no, russo del terzo figlio, guardate voi se non è un'induzione del potere, no, e di un'idea, no, così come è stato anche per noi le dittature, no, i figli alla patria, loro alla patria, cioè il bambino diventa uno strumento sociale, delle volte anche uno strumento di guerra. Voi sapete che gli stupri nelle guerre vengono usati cioè, quindi è per quello che dico, lasciamo stare, no, la questione del far figli è una questione che altro che se, no, come dire, usa la donna, no, fino agli estremi, piuttosto che. Però c'è anche tutto il resto, ecco, non voglio entrare quindi sull'importanza, una volta che si entra in una certa idea e quando si comincia con la genitorialità, vedere come gestirla. Poi c'era Fruggeri, una che in Italia, no, una proprio del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, fra le prime, che lavora tantissimo sull'idea che appunto, e le ricerche, prendendo tutte quelle straniere che erano molto più avanti sulle separazioni, eccetera, eccetera, che mostra quanto la qualità dello sviluppo dei bambini sia dovuta non al genere, non alla composizione, ma alla capacità del prendersi cura. Questo ormai è affermato in quasi tutte le ricerche. Ci sono anche quelle che dicono cose differenti, ma diciamo che la teoria scientifica di riferimento ha visto queste come le più valide. D'altro canto, persino, no, Corona, lo scrittore, diciamo così, no, ha detto magari mi avessero tenuto due mamme piuttosto che quel mostro di mio padre che avevo per casa e che ci picchiava tutti. Tra l'altro un suo fratello dopo era stato mandato via, è morto. Insomma, voglio dire, il punto è la cura, no? Questo è una cosa che sembra che ormai sia condivisa in larga scala. E quello che sono importantissimi per lo sviluppo del bambino sono i processi e le relazioni, ok? Quindi io cerco, e vedrete un esempio che mettiamo fra poco, non sto troppo a riflettere su questo, semmai do le indicazioni bibliografiche,
appunto di trovare degli ecogrammi e dei genogrammi che siano più inclusivi, quindi per esempio l'utilizzo sempre della doppia linea perché non ci sia, no, ogni volta che segniamo una separazione anche sul piano genitoriale, questo soprattutto se usate il genogramma in seduta, se no capite che date una indicazione che oltretutto va a smentire quello che state dicendo, perché se state facendo una mediazione e dite no, la genitorialità permane al di là della coppia che si divide e mettete la separazione in mezzo a tutti e due, non è che la cosa sia proprio chiarissima, anche, cioè, o dite io credo che quando si separano due si separa tutto, la famiglia si distrugge e tirate una riga, o dovete farne due. Ecco, questa è la mia, per stare proprio banale. Dietro ci sono un sacco di altre roba. Stessa cosa le adozioni. Io ho scritto anche recentemente una cosa che deve essere pubblicata, con tutto il rispetto per i simbolini che ci avevano insegnato a suo tempo, ma segnare un'adozione con inseguimento in seduta con un bambino adottato e farne a uno la righetta tratteggiata e a uno la riga dritta perché è figlio biologico mi sembra un attentato all'etica di questi tempi. Quindi semmai si possono usare colori diversi per unirli anche alle famiglie d'origine se si mettono nel genogramma, e poi anche là bisogna sempre vedere, c'è voglia di vedere parenti lontani in trasparenza, non c'è voglia, in che fase dello sviluppo è questa famiglia, in che fase del ciclo evolutivo. Però ecco, quello che mi viene da dire è cercate di pensare al messaggio che dovete trasmettere anche quando fate le rappresentazioni grafiche. C'è un articolo mio del professor Viaro che riprende la rivisitazione delle rappresentazioni grafiche e altre forme di raccolta dati, perché ricordatevi che raccogliendo i dati state già creando una narrazione. Quindi un po' di attenzione. Ripeto, so benissimo da che bagaglio di idee veniamo, poi figuriamoci, sono sistemica relazionale, quindi tutti questa idea del trigenerazionale, ma che ho messo in discussione lavorando sulla clinica. Okay? Quindi sono cambiamenti che ho fatto seguendo le famiglie, non così come appunto ci è stato suggerito di non fare speculazioni teoriche. Per cui, per esempio, un'idea, no, nelle famiglie dove ci sono varie complessità, è rinarrare anche attraverso la grafica, attraverso le ridefinizioni, confronti di punti di vista, la rivisitazione temporale, una storia che non si deve più dare per scontata, di come questo gruppo familiare di appartenenza ha creato le sue appartenenze, seguendo i suggerimenti di Fromm e Walsh, positivizzando le risorse del sistema. Non siamo là per fare giudizio universale, ma per cercare di capire le risorse che può attivare un sistema nelle sue varie composizioni e con la ricchezza che queste creano. Quindi rivisitare assieme alle famiglie struttura, ruoli, organizzazioni in senso costruttivo e non per differenza di un modello che non esiste in quella composizione familiare oltretutto. Un esempio, e dopo vado veloce perché penso che avrò qualche minuto, ecco, qua per esempio, e non è assolutamente fra i casi più difficili che abbiamo seguito, perché davvero le espansioni orizzontali sono tantissime ormai, come il caso che ho mostrato nel film. Comunque, qua il punto diciamo di riferimento è la bambina di 8 anni, Anna, che è figlia, vedete, di questi due genitori, persone molto giovani che si sono trovati, quindi questo è un misto di storia. Sono stati assieme poco e dopo le aspetta un bambino e decidono, in questo senso proprio l'inversione, di far famiglia, ma a quel punto erano abbastanza sconosciuti. Provano, questo esperimento non va molto bene e lei dopo si trova una compagna
Eccola qua, e quindi vedete la doppia linea, no? Che segna genitorialità e quest'unione di coppia che finisce così. Lei è una compagna, lui si trova un'altra compagna che a sua volta è separata da una persona straniera, non sto tanto sui dettagli per evitare qualsiasi cosa sulla privacy, no? E ha a sua volta 2 figli, un maschio e una femmina, che rimangono molto nel suo nucleo, però in compenso questi genitori di questa lei sono abbastanza presenti, così come, scusate che se ne è venuta fuori un'altra famiglia, sono molto presenti anche i genitori di lei, che però sono separati e si odiano da illo tempore, quindi la cosa veramente ecco. E quindi c'era praticamente una sequenza di separazioni, di odi, di fastidi. Poi, come nelle migliori situazioni, lui va d'accordo con la sorella di lei, lei però va d'accordo con un'antica cugina dall'altra parte, cioè si creano anche una serie di alleanze a cui i sistemici si sono allenati, ma diciamo che la complessità è aumentata parecchio. Comunque fatto sta che questa bambina, adesso fra i ragionamenti che vi posso proporre in questo caso, che sono veramente tanti, l'ultimo spunto che voglio dare è: come aiutiamo Anna a muoversi in modo mobile? E questo genogramma è comunque statico perché ve l'ho voluto portare. Io quando mi muovo in seduta faccio anche coi fili le unioni piuttosto che in modo. Quale sarebbe l'intervento, fra virgolette? Che questi genitori capiscano che questa bambina, che intanto ha la ricchezza di molte appartenenze, eccetera eccetera, perché c'è un sacco di gente simpatica là in mezzo, il nonno è un super artista, ci sono un sacco di cose belle, no? Però deve continuamente fare cosa, come altri studiosi, anche Vettere, no? Guardano queste famiglie plurinucleari, per cui ti trovi in un nucleo quando va a casa, è quella segnata in verde, del padre, a essere terza di mezzo fra un maschio e una femmina, diciamo così. Quando è con le 2 mamme si trova a essere la figlia del desiderio di tutte e 2, no? Questo tanto per dare uno squarcio, ce ne sarebbero 100.000, e veramente no, per un bel po' siamo stati un po' preoccupati, perché la bambina è come se fosse sempre presa a fare la parte che gli veniva chiesta, ricreando dei nuovi falsi sé, dico io, riprendendomi, no? Cioè, come mi metto, dove sto, non devo mai far star male a nessuno, tutti quelli che sono i conflitti di lealtà, la revisione di vicissitudini, eccetera eccetera. Ci sarebbe da parlare, io ci metto sempre, qua ne ho messi pochi, gatto, scuola, nuoto, eccetera eccetera. Qua il problema era anche però che faceva, e ci sono tante famiglie che si comportano così, e questo appunto forse merita, no, che senza voler di nuovo giudicare, ma cerchiamo di far riflettere, ogni volta che andava solo dei giorni a ginnastica ritmica e solo dei giorni a nuoto, perché i 2 genitori non volevano portarla allo sport dell'altro. Quindi faceva mezzo di tutto, per capirci. E sicuramente però, e ve lo dico veramente qua, è una figlia del desiderio anche lei, perché veramente queste 2 persone ci hanno, in seconda battuta, ok, ma pensato bene che la volevano, cioè anche là, no, non è desiderato solo quello che hai pensato, è desiderato anche quello che pensi di tenere, è desiderato anche quello che lotti per avere, è desiderato. Dopo le vicissitudini sono tante, no? E forse è stato, anzi no, il volersi impegnare in una direzione che gli apparteneva troppo poco. Anche questo però richiama ad altre problematiche che ci troviamo a avere, no? In cui l'idea della costruzione e della cura del legame, anche iperpensata, dopo prende il rischio di non corrispondere a quello che succede. Oppure anche appunto, prima faccio il figlio, fra virgolette, e abbiamo già visto anche questi casi qua, lo faccio io in modo da non avere questi problemi con un padre reale, no? Ma vado meglio con un padre donatore, perché è abbastanza, ormai si sta diffondendo questa idea, però lo cerco dopo, un padre adatto
per il figlio donato, quindi di nuovo quest'idea ascendente. Ora, ripeto, veramente non voglio entrare in meriti e giudizi, penso che siamo operatori sociali, che ci dobbiamo fare dei pensieri, allargare la vista, no? Ogni tanto guardo, come lo farete anche voi, Modern Family, piuttosto che non si riesce a essere così allegri, però penso che la cultura, no? Che cercano di infondere anche certi filmetti più o meno discutibili da un punto di vista artistico, però riportano un messaggio che è quello sociale su quale dobbiamo riflettere. Ci manca anche che riflettiamo meno della TV, cioè cerchiamo almeno di guardare quella e capire che le situazioni sono tante e che dobbiamo aprire gli occhi per vederle, e che già i precursori come Minucci avevano detto: la famiglia non è statica, è al pari dei tuoi contesti sociali, cambia continuamente, e quindi considerare gli esseri umani fuori dal tempo del cambiamento è semplicemente un'astrazione, e noi dobbiamo calarci nei nostri spazi e nel nostro tempo. Grazie.